Nonostante il blocco di molti eventi pubblici che non abbiano rispettato le normative nazionali, a Sedini, nel rispetto delle norme anti-Covid, col regolare distanziamento e le mascherine obbligatorie, venerdì 4 settembre il Comune di Sedini e la Prorocco di Sedini, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, hanno organizzato la presentazione del libro di Marco Fresi Colombino, Pagine di un libro al vento, nello spettacolare scenario della suggestiva terrazza delle Domus de Llanas di Sedini. Ha coordinato gli interventi dei qualificati relatori Vinicio Tette, sempre presente alla presentazione dei precedenti libri di poesie di Marco Fresi, di cui ha particolarmente messo in evidenza le sue capacità poetiche unitamente al suo originario e incisivo linguaggio, così come hanno fatto i relatori e gli ospiti speciali, tra cui il sindaco del comune anglonese Salvatore Carta, l'assessore alla cultura e presidente della Prorocco di Sedini Domenico Sanna, il sindaco del comune di Nulvi Antonello Cubagliu e l'organizzatore dell'incontro poetico Giovannino Pisedu di Perfugas, il professor Pier Giuseppe Careddu, che hanno elogiato sotto tutte le angolazioni la nuova opera del poeta, di cui è emersa la sua profonda interiorità. Significativa la presenza dell'assessore alle politiche sociali del comune di Sassari Antonello Sassu e dell'eccezionale Alfredo Nieddu. Hanno animato la serata la cantante di Perfugas Beatrice Carau e lo scrittore e poeta Giuseppe Pintore. Ha concluso la presentazione Marco Fresi, autore del libro, che ha voluto anticipare la pubblicazione del suo prossimo libro leggendone il primo brano. La presentazione del libro di Marco Fresi è stata molto gradita e partecipata da un pubblico visibilmente soddisfatto per aver avuto tale opportunità all'aperto in un periodo ancora pieno di problemi causati dalla pandemia.